Benedica a tutti, cominciamo questa puntata di Supermondi con un servizio di Salvatore Ciminata, sopra l'apparizione mariana di Medjugorje, paesello della Bosnia Erzegovina. Lo passato in Naruc fu l'ultima riunione della Commissione internazionale di indagine sopra Medjugorje, controllata dallo cardinale Camillo Ruini. La indagine che cominciò sotto lo pontificato di Benedetto XVI dal marzo del 2010, per fare chiarezza sopra le fatte mariane in tale luogo. Il risultato di questo studio sono un talemano della Congregazione per la Dottrina della Fede, affermò lo responsabile della sala stampa dello Vaticano, pace Federico Lombardi. Tutto ha cominciato un dopo pranzo di 103 anni fa. Era infatti il 1981 quando, da una città della Bosnia Erzegovina, vicino Medjugorje, due piccirilli vittero restando senza ciato la Madonna. Detanno, segreti, messaggi, profezie, apparizioni sono centro dell'interesse di migliaia di fedeli cattolici e della Chiesa stessa. E proprio lo Vaticano, lo Papa e la congregazione ora vogliono vederci meglio. Ma che sapesse aspettare lo popolo cristiano dopo questa indagine? Sapessero escludere sia una disapprovazione, come a dire che è una truffa, sia un riconoscimento ufficiale dell'apparizione, visto che non si può non riconoscere sino a quando è in corso lo caso stesso. E la Chiesa in questi casi, si sape, ci va con le pere di chiummo. Ma le guarimenti non spiegabili per la medicina, la nascita delle vocazioni, le tante conversioni che succedono dopo che si visita a Medjugorje parlano a favore di sto fenomeno. E c'è di dire che lo movimento di evangelizzazione che nasce a Medjugorje interessa a tanta gente, tanti gruppi spirituali e missionari, e magari Papa Wojtyla, che era un convinto sostentatore di sta apparizione, arrivava a dire Medjugorje è lo centro spirituale del mondo. E ancora, in riferimento alle messaggi che la Madonna dava, disse che erano le chiavi per comprendere chi lo chiava a succedere. Sicuramente la nuova posizione della Chiesa non avesse a essere tanto lontana di chi da chiappi 10 anni dopo la prima apparizione, quando un tale 1991 non condannò l'apparizione e manco le riconosciò. Praticamente un silenzio ecclesiastico che sape tanto di tacito consenso alla devozione. Forse ci si può aspettare una regolamentazione di sta devozione popolare, come per esempio non riconoscere le apparizioni alle veggenti dentro le chiese. La durata delle apparizioni non è straordinaria, visto che in una città della Provenza francese la Madonna apparì alla pastorella Benedetta Renchiorelle per 54 anni, dello 1664 allo 1718. La Chiesa riconosciò questo fenomeno solo un talo 2008 e si possono comprendere buono i tempi della Chiesa in questa situazione. Ma lo caso di Medjugorje è diverso e le apparizioni sono pubbliche, con messaggi diretti a tutto il mondo. Per questo motivo la Chiesa si muove a leggio. Talo mentre non resta che aspettare. Gli impianti di Almaviva stanno passando mali momenti. Vediamo il servizio di Claudia Blesi. Grandi agitazioni per la travagliatura di Almaviva Contact di Palermo, la società di elaborazione dati e call center di carattere internazionale che sull'unta lo capoluogo siciliano avi 4.500 dipendenti, oltre che 500 contratti a progetto. Li travagliatura, che si occupano di rispondere per conto dell'assistenza clienti di Wind, TIM, Alitalia, Sky, Enel, AMG Gas, American Express, avessai che si scantano di perdere il posto di travaglio per la mancanza di una sede unica di travaglio. Le due sedi attuali, infatti, sono in scadimento di contratto e non s'avessero a rinnovare una per l'auti costi d'affitto e l'altra per le dimensioni picciriddi. La soluzione avessi potuto arrivare con l'assegnazione dei locali di via Ugo La Malfa, ex sedi Telecom, sequestrati alla mafia e diventati proprietà della regione siciliana, ma secondo voci lo palazzo avesse a essere assegnato allo comune di Palermo e di questo non si sape se allo comando della polizia municipale o a Almaviva.
Dunque, la richiesta dei sindacati uniti di una tavola di confronto tra regioni, comuni e sindacati stessi. Ma dopo quasi 3 anni che l'amministratore delegato Andrea Antonelli va dichiarando di aver identificato il problema della sede unica come fondamentale per la sopravvivenza dell'usito di Palermo, poi, a un passo della risoluzione della questione, dissi che, seppur lo Stato mettesse a disposizione la tanto desiderata sede di via Ugo La Malfa, i reali problemi ci fossero lo stesso. Spostando così l'attenzione di una questione che è cosa delle istituzioni locali a chi di nazionali, come un calo di volumi che scaturisce dalla delocalizzazione e di costo di travaglio. Lo fenomeno delle delocalizzazioni infatti sta preoccupando e non di picca tutti gli operatori di call center e gli incaricati ai travagli di sto ramo. S'avesse a pensare allo fatto che lo gruppo Almaviva, per effetto della decisione di Vodafone di delocalizzare in Croazia, subì in tali ultimi anni un sensibile calo di chiamati annui in tali centri di Napoli e Catania e sta seriamente pensando di diminuire il numero di travagliatori. Scusi questi, secondo i sindacati, provocativi e strumentali. Almaviva, seppur disponibile a pagare un giusto canone di affitto, continua a dire di non avere denari di destinare al miglioramento dei locali. E a così, di travagliatura, il 29 di gennaio passato, organizzarono una grande manifestazione che bloccava i principali strati di Palermo, con citarri e ciummi, scufi in testa e chiacchi in tanucoddu, per far scoprire le carte a Almaviva e non mettere a rischio le vite di tanti famiglie siciliani. I sindacati fanno sapere magari che alcuni dei loro rappresentanti cominciarono uno sciopero della fame. Le più forti accuse di travagliatura a Almaviva si riferiscono alle contraddizioni della impresa che si vantava di un bilancio consuntivo 2013 di 14 milioni di euro in attivo e l'umanio di commessi prestigiosi e di qualità, come clienti Gold, e poi cancia i numeri facendo presenti la difficoltà di restare in Sicilia o più in generale in Italia, oppressa di eccessivi carichi fiscali, poco incentivata e alla ricerca di ulteriori giustificazioni che avesse a dare la regione siciliana. Questo è tutto questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo.